Stavolta è successo quello che doveva succedere, quindi gran botte, risse violente, sono già successe le risse violente, pestaggi, scagliato vetri, bottiglie, si sono menati, scagliato sedie, hanno fatto il disastro. Poi sono tutti ubriachi, sicuramente assumono qualche sostanza, ok? E tu vedi sta tavolata e arriva tutta sta gentaglia, che prima era un bel ambiente. La voce di una residente in via Palazzo che per paura preferisce non apparire in video racconta una notte di ordinaria follia nel cuore di Mestre. Proprio la sera in cui con via Piave in festa si riusciva a regalare un po' di serenità ad una delle zone più critiche della città, una rissa scoppiata tra avventori di un paio di locali, circa una dozzina di stranieri, sconvolgeva la via pedonale in cui sorge il municipio. Di notte non c'è bella gente, c'è brutta gente e poi tutta gente che viene da fuori, non si sa da dove, sempre tunisini, marocchini, gente che si mena, quindi quella volta lì l'accoltellamento è venuto fuori sui giornali dappertutto. Altre risse, la donna che hanno picchiato, messa per strada, anche quella lì picchiato lei e picchiato anche il marito, il compagno, non so chi fosse. Sabato notte sono arrivate polizia locale e polizia di Stato, oltre a delle ambulanze, ma secondo la residente ci vorrebbe più presenza di forze dell'ordine a presidio del territorio e anche più controlli su quelle che sono le norme che regolano la movida in Comune di Venezia. La zona qui non viene mai nessuno a controllare, perché i vigili invece di passare alle 2 alle 3 del pomeriggio non passano dopo le 11 mezzanotte a verificare la zona. Cioè il portico lì è tutto occupato, in via Manin assolutamente no. Perché sta differenza? Via Manin gli stanno addosso in questo modo, i portici sono liberi, puliti, qua i portici è tutto pieno, un bordello. Il Sebastiano Costalonga, perché non fa fare i controlli in questa zona? E allora si accorgerebbero che l'ordinanza ultima che è stata emanata non viene rispettata in nessuno dei punti che sono stati stabiliti.